Un ben ritrovati a tutti i telespettatori, edizione di Padova dei nostri telegiornali. In apertura il caldo africano e allerta in ospedale a Padova, in aumento le richieste di aiuto da parte degli anziani ultra 65enni. Intanto in città da AFA Solleone ci si salva e come si può. Guardate le immagini. Soprattutto si spopolano i centri abitati, i ladri cercano di impadronirsi del territorio. Cittadella e servizi di controllo appositamente intensificati contro i furti hanno portato alla scoperta di un covo di predoni in una villa abbandonata. All'interno merce rubata per un valore di 20.000 euro. I dettagli nel servizio. Ancora cronaca, hanno inutilmente suonato 1000 volte il campanello, non ha risposto però nessuno e così i carabinieri della stazione di Sarmeola di Rubano si sono messi sulle tracce dell'uomo fino a trovarlo. Federico Michelon, 46 anni, in realtà avrebbe dovuto essere a casa sua agli arresti domiciliari, invece era andato al banchetto del matrimonio di un suo amico, non ha fatto neanche in tempo ad assaggiare il primo che gli carabinieri lo hanno arrestato per evasione. Altre notizie del territorio. A Piazzola sul Brenta arriva Elton John, la leggenda del pop rock in concerto per l'unica data nel nord Italia, attesi migliaia di spettatori, ma le raccomandazioni dell'organizzazione sono sempre quelle, arrivare il prima possibile per arrivare il caos nei parcheggi. Intanto sentiamo le anticipazioni. Ben ritrovati a tutti i telespettatori, edizione di Padova dei nostri telegiornali. In apertura alla cronaca, un'intera frazione rastrellate e posti di blocco hanno permesso di arrestare 3 giovani dell'est europeo che avevano appena fatto razzia nei garaggi di Villa Guattara, ma le indagini continuano su quella che è stata una notte da incubo con furti in tutta la città. La cronaca dei fatti. La cronaca, la rivolta contro i privilegi della casta politica sta dilagando, nonostante le reiterate promesse di tagli sia nel numero che anche agli stipendi dei parlamentari. Poi al momento opportuno tutto si blocca, la casta si autodifende ma la gente non ne può più. Abbiamo sentito dei rappresentanti della classe politica padovana, ascoltiamoli. E parliamo adesso invece del nostro gioco. Pronto Antena 3 è entrato nella seconda fase. Chi vi fa vincere delle vacanze da sogno, le Canarie, weekend a Parigi, crociere sul Mediterraneo. Sul sito prontoantena3.it tutti i dettagli del concorso, i premi ma anche tante promozioni. Adesso linea alla regia per le previsioni del tempo, ma rimanete con noi, a tra poco. Un ben ritrovati a tutti i telespettatori, edizione di Padova dei nostri telegiornali. In apertura un nuovo coltellamento sempre in zona stazione, proprio molto simile a quello, perlomeno per quanto riguarda magari il movente, le cause che si è verificato l'altra sera. Il vertice proprio di ieri in prefettura porta un giro di vite dopo l'ennesimo sul controllo in zona stazione e dopo la maxi rissa, lo abbiamo già detto appunto dell'altra sera, la polizia ha incrementato l'azione delle volanti e delle pattuglie miste con l'esercito. Il primo bilancio di 5 arresti in 24 ore, allora i dettagli di questa situazione, guardiamola. Quello che sta accadendo in zona stazione, oltre a dipendere da politiche fallimentari, non può non innescare anche uno scontro politico, posizioni inconciliabili, quelle di Lega Nord e Italia dei Valori. I primi accusano il sindaco, i secondi chiedono al governo un'assunzione di responsabilità. Abbiamo sentito i rappresentanti, ascoltate. Continuiamo con la nostra ampia pagina dedicata a quello che sta accadendo alla stazione, al piazzale stazione. Il questore e l'assessore alla Polizia Municipale Carrai hanno incontrato questa mattina i responsabili della più importante comunità nigeriana veneta, lanciando anche un appello alla legalità. È il primo di una serie di incontri decisi dal Comitato Urgente per l'Ordine Pubblico che si è tenuto ieri. Che cosa è emerso? Sentiamolo. In apertura alla cronaca, con i rinforzi dell'esercito, limiti ad attività come le sale scommesse, controlli serrati. Adesso la situazione della zona stazione fa veramente paura e questa mattina in questura c'è stato un summit tra le principali autorità cittadine. La situazione e naturalmente anche che cosa è emerso da questo incontro. Guardate. Sentiamo ora l'editoriale del nostro direttore che lancia una proposta. Ascoltiamolo. Il vigile urbano è stato aggredito a testate da un Vukumpra senegalese che poi si è dato la fuga. I particolari nel nostro servizio. Clima teso insomma in centro a Padova, l'aggressione del vigile urbano di questa mattina scalda gli animi, la gente non ne può più, chiede interventi, abbiamo sentito proprio le voci dei cittadini. Non riguarda solo Piazzale Stazione, basta spostarsi di poche centinaia di metri per arrivare in Piazza De Gasperi. Qui i residenti hanno avviato una raccolta firme, chiedono di recintare 2 aiuole per impedire il bivacco dei clandestini, degli spacciatori e dei tossicodipendenti. Abbiamo sentito naturalmente anche le loro voci, ascoltiamole.
Benzinai veneti a rischio chiusura. Gli sconti applicati di notte dalle compagnie petrolifere abbattono da 4 a 2 centesimi i loro guadagni per ogni litro di benzina oppure di gasolio venduti. I consumatori dicono forse risparmiano, ma a farne le spese sono gli esercenti. Manifestazione questa mattina a Padova. Naturalmente c'erano anche dei benzinai dell'Eni, ma c'erano anche i colleghi di Venezia e di Treviso. Le immagini e le interviste. E continua la campagna di Antenna 3 sulla trasparenza dei costi della politica. Ecco allora quelli di 2 ex assessori provinciali, ora presidenti di 2 enti di nomina politica, l'Ater di Padova e l'azienda Padova Turismo Terme Eugane. Le interviste. Pubblicata e stampata in 50.000 copie la guida ai negozi e ai riparatori che terranno le loro serate aperte anche durante il mese di agosto. Sono 372 in tutta la provincia, tanti tecnici reperibili anche il giorno di Ferragosto. E noi diciamo per fortuna. La grandine di ieri pomeriggio, oggi per i negozianti è il giorno delle pulizie, dello stop alle attività ma anche della conta dei danni. Abbiamo raccolto le loro voci e anche la loro rabbia. Ascoltate. L'intervento della polizia nel quartiere Mortise, Mandria, dove 3 moldavi sono stati fermati a fatica in evidente stato di ebbrezza, nonostante fossero appena le 9 del mattino, molestavano i residenti, tanto che sono stati accompagnati in questura e poi denunciati. Altre notizie da Padova e provincia. Primo esodo estivo con l'autostrada che avverte i punti critici saranno il passante e l'autostrada che da Mestre poi prosegue verso le spiagge e verso Trieste. E fra 7 giorni si replica. Ascoltiamo naturalmente anche i consigli, non solo la situazione.